Si interrompe mister la striscia positiva, tanto rammarico perché è una partita che hai dominato largamente, hai avuto tante occasioni, poi un episodio ha invertito un po' i fattori e alla fine vince l'Este. Sì, diciamo che il bello del calcio e la parte anche brutta del calcio, nel senso che fai la prestazione, crei tante occasioni e alla fine non sei riuscito a portare a casa neanche un punto. Giocare già in 11 contro 11 con l'Estero non era facile, abbiamo avuto questa espulsione che dal mio punto di vista forse l'arbitro è stato molto veloce a capire solo una cosa. È chiaro che bisogna accettare le decisioni dell'arbitro, ma allo stesso tempo ci ha penalizzato dal mio punto di vista. Niente, c'è da dire, fare i complimenti alla squadra perché dall'inizio ha fatto in modo di mettere il piede sull'acceleratore, abbiamo creato tante palle gol, abbiamo fatto in modo di mettere sotto una bellissima squadra, è mancato la parte realizzativa. Poi dopo l'espulsione, secondo me la squadra un pochettino ha fatto in modo di commettere quell'errore che non doveva commettere, e cioè di lasciare quel metro e mezzo all'Este in fase offensiva nel poter andare a fare gol. Secondo tempo abbiamo ripreso a macinare il gioco, ci abbiamo provato fino alla fine, come ho detto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti anche se portiamo a casa 0 punti. Complimenti all'Este e recuperiamo le energie perché giovedì rigiochiamo e quindi bisogna immediatamente calarsi nella trasferta. Sì, giovedì già torno in campo, anticipo pre-pasquale, un'altra partita delicata, anche nonostante insomma affronti magari un avversario che sta dietro in classifica. Sì, sono tutte difficili Stefano. Abbiamo nella testa ancora la partita di oggi. Ripeto, devo fare i complimenti ai ragazzi, ma allo stesso tempo dobbiamo fare in modo anche di guardare gli errori commessi, uno, due, che alla fine ci è costato cara la partita. Ecco, un'ultima cosa, è un po' di rammarico in più guardando anche i risultati dagli altri campi, mister. Ma questo a volte quando meno te l'aspetti succedono delle cose. È chiaro che oggi, se devo essere ancora più sincero, non posso dire niente ragazzi, nel senso che sia in 11 contro 11 sia in 10 ho visto solo una squadra, anche se, ripeto, ha vinto l'Este e quindi devo fare i complimenti all'Este.